forse è meglio che ci chiudiamo un po', appena per sentirci. Ci siamo tutti? Sergio, fate esempio. Allora, sono presenti qui alcune persone di quelle che oggi e domani digiunano, non tutte digiunano 2 giorni e fanno parte tutte di qualche associazione come la Banca del Tempo, la Maria Cosuma è in questo momento al mercatino, Roberto Carnelli che ha portato qui la sua ciclotta, Carolina Serena, del gruppo Forte Marghera, Stella d'Acqua, Sergio Pratale Maffei e Roberta Riva e Mimia Ruffato che digiuna ma non è qui, ma verrà insomma perché... E poi ancora Fabrizio Zebeo del Comitato Allagati che è qua a fianco, poi Francesco Brunello di Amico Albero e la Carla Belenzier che non vedo ancora, che starà ancora in via Piave, poi la Cristina Romieri si arriverà dal Lido ma che sta digiunando dell'associazione vegetariana, la Paola Malgaretto che non sto vedendo ancora insieme ad altri 2 stanno digiunando del gruppo De Crescita Felice, l'Eco Istituto, io Michele Boato insieme ad Anna Ippolito che non vedo qui e Paolo Stevanato di Venezia Ambiente che è qui. Allora, poi c'è Noale Ambiente e Alberto Pesce e poi c'è il Comitato Ambiente Sicuro di Salzano con Giuliano Stevanato, Laura De Momi, giusto? E Emilio Vecchiato. Forse non ho dimenticato nessuno. E c'è un paio di persone che hanno digiunato fino adesso ma non sanno se continuano, quindi uno è Giovanni Pascoli che comunque ha iniziato un digiuno, poi dirà lui e mi pare che ho detto tutti. Quindi siamo a una ventina di persone che o sono qui presenti o lo stanno facendo, hanno accolto l'invito che Albino Bizzotto, ecco la Cristina Romieri che è arrivata adesso, stai digiunando anche tu? Allora, Rosanna Ligidi ancora del gruppo Forte Marghera e di Amico Albero, quindi siamo ancora di più di quelli che pensavo, che hanno accolto l'invito di Albino Bizzotto, di Don Albino Bizzotto che nel mese di agosto ha fatto 15 giorni, dal Ferragosto al 28 mi pare, e poi di digiuno contro le grandi opere, l'invasione delle grandi opere inutili, dannose, costosissime nel Veneto. La parola grandi opere è una parola equivoca perché spessissimo non sono grandi, sono solo disastrose, non hanno questa importanza che dovrebbero avere. È di questi giorni la discussione per esempio su come si decidono le cose in maniera assurda, quella sulla TAV Venezia-Trieste dove tutti dicono che o non è necessario, le ferrovie dello Stato lo dicono chiaramente, o almeno si deve andare in parallelo alla linea esistente, ed ecco che la Regione dà la sua valutazione di impatto ambientale su una linea pazzesca che va in mezzo alle spiagge o quasi. E così le cose che continuano sono iniziate oppure hanno avuto il loro peggior esempio col Vajont, di cui sono 50 anni adesso, il prossimo 9 ottobre, anche lì la più grande diga del mondo, ma ahimè totalmente sbagliata, fatta soltanto per fregare lo Stato italiano e far morire la gente con gli affari della SADE. E la sede della SADE è l'attuale sede della giunta regionale, non so se lo sapevate, era lì che si decidevano le cose, era lì che l'ingegnere Biadene, che Semenza eccetera sapevano che stava per cadere la diga, ma dicevano che Dio ce la mandi buona e gliel'ha mandata buona veramente. Allora il digiuno è stato fatto anche in parallelo qui in provincia di Venezia, a San Donà, da altri gruppi di Lega Ambiente e anche da altri gruppi di Lega Ambiente a Mestre che continuano a catena uno al giorno per 12 giorni. Quindi diciamo che l'iniziativa è una grande iniziativa. Noi qui siamo a Mestre ma la stanno facendo a Padova per 2 giorni sul Sagrato del Duomo, perché il comune non gli ha dato nessun posto dove farlo, hanno dovuto farlo sul Sagrato del Duomo. Bene così, lo stanno facendo in una decina di comuni del Vicentino, dove ogni comune lo fa per un motivo preciso, oltre che in generale, perché vogliono fare una nuova cava o perché vogliono sfasciare con un pezzo di superstrada, anzi di autostrada ormai pedemontana, altre colline, perché
lo stanno facendo a Rovigo, dove domani io vado lì con Don Albino, c'è una marcia di 6 km che parte e arriva da un parco che si chiama Alex Langer e che vogliono sfasciare con l'ennesima autostrada, la Nogara a Mare, che vuol passare lì sopra, una inutile autostrada. E adesso non voglio fare tutta la lista, però chi ha voglia di venire giovedì prossimo allo spettacolo, oppure Sofia, spiegheremo come ci sono in questo momento già una marea di autostrade, ma le stanno moltiplicando per 3. Cioè nell'asso est-ovest c'è già la Venezia-Milano, ma ne devono fare un'altra a nord, la superstrada, la Pedemontana, e ne vogliono fare 2 a sud, la Nogara a Mare e una Bassa Padana, che sono tutte autostrade o superstrade a pagamento. Dal nord al sud ce ne sono già 5 autostrade che cominciano dalla Verona-Brennero, passano per la Valdastico, che è arrivata giù verso Rovigo addirittura, e vogliono andare di nuovo a Trento come la Brennero, e poi c'è la Venezia-Belluno che vogliono continuare per andare a sfasciare il lago di Calalzo. Sopra, il progetto passa sopra il lago di Calalzo, non so, sopra, come sono passati sopra la Valla Pisina da Vittorio Veneto, così il progetto passa sopra il lago di Calalzo. E poi ancora c'è già il Tarvisio, ma ne devono fare un altro ancora, cioè sono moltiplicazioni di affari, come spiega Albino nel suo intervento che ha fatto ai capigruppo del Consiglio regionale. Sono affari che quasi sempre hanno come motivazione solo se stessi. Come dice quel manifesto, che il Mose serve a chi lo fa, perché sono 5 miliardi di euro che vanno a chi lo fa, solo a chi lo fa, e sono i signori Baita e così via. Baita è stato scarcerato l'altro giorno perché giustamente ha fatto già addirittura un mese di carcere, quindi è a posto. Questa cosa è una situazione non solo del Veneto, ma il Veneto assieme alla Lombardia sono le 2 situazioni peggiori d'Italia. La cementificazione che c'è nel Veneto è la più alta d'Italia, più ancora della Lombardia. Le seconde case e soprattutto la quantità enorme di abitazioni vuote, ma di capannoni vuoti. Pensate che il 37% dei capannoni nel Veneto in questo momento sono vuoti, cioè sono stati costruiti con le leggi del ministro, come si chiamava, Tremonti, e poi sono rimasti lì oppure sono stati usati e anche prima. E tutto questo nel Veneto non sta finendo. Noi abbiamo un presidente della giunta, Zaia, che già per la 3ª volta, anche la settimana scorsa, dichiara mai più neanche un ettaro di campagna cementificato. L'ha fatto 2 anni fa, 3 anni fa, subito dopo l'ultima alluvione che c'è stata, nell'anniversario, è andato a dirlo proprio a chi aveva avuto i danni dell'alluvione, dicendo: la colpa è nostra, abbiamo cementificato, mai più. E poi abbiamo il Mr. Rai, Dr. Jack, non so qual è il buono e il cattivo, l'altro, il suo altro, che è il vicepresidente della giunta, Zorzato, che gira il Veneto invece a spiegare come si possono bypassare tutti i vincoli per poter rilanciare l'economia. Si chiama così, rilanciare l'economia vuol dire poi cementificare. Questa situazione dura ormai da 3 o 4 anni. Zaia fa le dichiarazioni sui giornali, i titoloni, e la realtà è che tutte le leggi sbagliate ci sono ancora, come la famosa legge dell'agricoltura, la 24, che permette di costruire in maniera... Ma i PAT, come quello di Venezia, tutti i piani regolatori prevedono aumenti di 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 abitanti, tutti falsi. E su quella base, e la regione li autentifica, li autorizza, perché è lì il principio, e su quella base ecco tutti i Tessera City, i Veneto City, i Motor City. Abbiamo scoperto un progetto sul Delta del Po ancora peggiore di tutti questi 3 che vi ho nominato, una cosa paurosa dalle quantità non di ettari ma di chilometri quadrati addirittura che sarebbero edificabili, ma quello non è ancora autorizzato. Invece Venezia City ha avuto, ahimè, la regione, la provincia e i 2 sindaci di Dolo e di Pianiga che l'hanno approvato, Tessera City il comune di Venezia, la provincia di Venezia e la regione, e così via. Tutto questo sembra sia
impossibile fermarlo. La sfida che Don Albino ha lanciato e che abbiamo lanciato anche qui l'anno scorso con le 47 associazioni per un altro PAT è quella di metterci di mezzo anche fisicamente. Il digiuno è un modo di reagire fisico, di metterci di mezzo politicamente, cioè di dire no, noi non ci stiamo, non guardare in faccia più nessuno di destra o di sinistra, perché quando ci dicevano vota quello perché l'altro è peggio, poi abbiamo visto che avevano lo stesso programma, era l'orso Bruno si chiamava, no? Brunetta, Orsoni, e poi alla fine erano le stesse cose, cioè Tessera City era il cuore del programma di tutti e due e di fatti ecco che gli accordi con Marchi, ecco che i russi che arrivano, ecco che tutto si combina, ma il padre era più vecchio, era del 1990, era De Michelis con l'Expo. Era lì che è nata la grande idea del Mestre Nord e del Magnete, si chiamava Magnete quella volta. Bene, allora tutti noi siamo invitati adesso, tutti i presenti che stanno digiunando o che partecipano a questa iniziativa, a dire i motivi per cui secondo loro bisogna continuare su questa lotta che non è ovviamente finita, è soltanto un momento. E la parola perciò passa a Giuliano Stevanato del Comitato Ambiente Sicuro di Salzano. Ringraziamo Don Albino Bizzotto per aver lanciato l'iniziativa del digiuno per l'ambiente. In questa iniziativa abbiamo trovato un segno concreto per manifestare quanto noi cittadini teniamo alla salvaguardia dell'ambiente e della salute e quanto invece la politica oggi nel Veneto vada avanti senza tenerne alcun conto. Da un anno e mezzo i nostri comitati si stanno battendo contro l'ampliamento di un impianto di trattamento di rifiuti nel comune di Noale, in una fascia ambientale protetta a ridosso delle abitazioni che si trovano a meno di 100 metri in una zona a rischio idrogeologico dove già è attivo un impianto di cogenerazione che brucia 54 tonnellate di biomassa al giorno. L'autorizzazione concessa dalla Regione Veneto a marzo 2013 prevede la possibilità di stoccaggio e smaltimento di rifiuti contenenti sostanze pericolose, centinaia e centinaia di diversi codici CER, per un totale di 9.100 tonnellate. Singolare è che la stessa Regione prevede che un ecocentro comunale, che tratta sicuramente di una quantità inferiore ed una tipologia meno critica di sostanze pericolose, non possa essere costruito se non oltre una distanza di 100 metri dalle abitazioni, proprio per il principio di precauzione. Nel caso di questo impianto, perché le scelte politiche si allontanano dal buon senso, dal principio di precauzione, dal mettere al primo posto la salute dei cittadini? Il 1° settembre scorso il Consiglio regionale del Veneto ha votato all'unanimità una mozione che chiede alla Giunta regionale di impegnarsi nel sospendere e rivedere l'autorizzazione a questo impianto, indirizzando l'azienda a delocalizzare questa attività trovando un sito più idoneo. Grazie a tutti i consiglieri che con questa mozione hanno ridato ai cittadini la speranza che non ci sia davanti a loro sempre e solo un muro di gomma. A gran voce chiediamo alla Giunta regionale che ci amministra di accogliere quanto il Consiglio regionale, appoggiato da tutti noi cittadini, la invita a fare. Grazie. Questo è Noale e Salzano. Sergio? Forte Marghera? Giulio? Stai digiunando, Giulio? Digiuni sempre. Io ho con me sempre la sintesi. Una delle grandi opere è rappresentata dalla Pedemontana. un'intenzione proprio inutile che serve solo a distruggere l'agricoltura pedemontana, a impoverire l'agricoltura, ad aumentare il trasporto su gomma contro l'alternativa possibile dell'aumento, se e quando necessario, della rotaia come trasporto merci. Le conseguenze sono sempre le stesse, abbiamo più inquinamento e quindi meno salute e meno sprechi se ricorriamo a degli strumenti che hanno una ricaduta economica molto superiore rispetto alla strada. La rotaia rispetto alla strada ha un costo inferiore, una ricaduta in termini di manutenzione
di costi molto più bassi. Quindi questa è una delle tante. Fabrizio Zabeo degli comitati allagati di Mestre. Noi digiuniamo perché vogliamo ricordare che il rischio idraulico è ancora presente e latente. Poco è stato fatto e le cementificazioni e quant'altro hanno provocato questi allagamenti. Pertanto noi dobbiamo ritornare alla natura, nel senso che cemento in Veneto sappiamo è stato messo dalle 38 ettari al giorno da 20 anni che si consumano, pertanto non siamo neanche più autosufficienti. Se domani volessimo solo con l'agricoltura il Veneto non sarebbe autosufficiente alla sopravvivenza, pertanto torneremo alla polenta, alla pelagra. Noi dei comitati allagati, del Comitato Allagati Favaro, abbiamo deciso comunque di sensibilizzare sul nostro argomento e diciamo che per quanto riguarda il rischio idraulico bisogna iniziare a rinvertire praticamente il cammino. Allora ecco che l'importanza dei fossi attorno alle città che possono raccogliere tutte quelle acque che in realtà le fognature, perché sono le fognature che sono rimaste, tanti lavori sono stati fatti, tanta cementificazione è stata fatta, però in realtà anche tutti gli oneri che sono stati raccolti da questa cementificazione non sono stati mai usati per quanto riguarda in ogni caso fognature, cose che erano inerenti, pertanto anche lì soldi dirotati in altre questioni. E noi continuiamo a dire che dobbiamo ritornare alla natura, dobbiamo ritornare all'ambiente, dobbiamo ritornare ai fossi. I fossi potranno ancora, se recuperati, quelli che ci sono e non intubati come stanno facendo, va bene, salvarci. Attorno alle città, alle urbanizzazioni, visto che comunque non potremo più toccare le fognature, perché sono fognature vecchie di 30-40 anni fa, le città non potranno essere rimesse a posto in questo discorso. Ecco che saranno i fossi ancora e questo aiuterà il paesaggio, aiuterà la non cementificazione a salvarci. Un'altra volta la natura ci viene incontro, dobbiamo ricordarci per i nostri figli, per i nostri nipoti, che se non facciamo un passo indietro e soprattutto non dobbiamo capire perché queste opere. Queste opere hanno un fine che non è un fine per la comunità, per noi, va bene, per il bene comune, va bene. È un fine purtroppo vincolato a 360 gradi, lo dico. Siamo politici a 360 gradi, noi facciamo la politica del cuore, la politica dell'ambiente, la politica dei figli e dei nipoti. A 360 gradi noi diciamo dobbiamo rivedere tutto in Veneto e non possiamo solo, la regione non può dichiararlo e basta, va bene, che cemento ce n'è stato troppo e dobbiamo fermarci, dobbiamo farlo. Allora, ritorno al mio argomento, è fossi, canali manutenati in modo da non ritrovarsi allagati come lo è stato 6 anni fa, nel 2026, settembre del 2007, abbiamo avuto 6.500 persone, va bene, famiglie e ambienti lavorativi che sono stati allagati. 6.500, 40 milioni buttati via e abbiamo ancora l'idrobore da fare. Io dico torniamo all'ambiente, torniamo a riessere, va bene, padroni nel nostro territorio. Cioè la manutenzione è la vera grande opera che bisogna fare e non certo ancora nuovo cemento. Cristina Romieri dell'Associazione Vegetariana del Lido. Sì, io appunto, aspetta, vengo là così vedo meglio. Io abito appunto al Lido e prima ancora a Venezia, prima dello sfratto, e quindi vivo in particolare più quella realtà lagunare marina, chiamiamola, e quindi in sintesi digiuno per tutte quelle devastazioni che hanno colpito e stanno colpendo sia la laguna e in primis, come ha citato prima Michele, il Mose, che continua naturalmente. Adesso sul giornale di oggi c'è che anche per fortuna anche la Commissione europea, su iniziativa del bravissimo europarlamentare Zanoni, si sta occupando di tutte anche quell'intreccio di commissione proprio affari e politica che c'è dietro. Quindi dicevo il Mose, naturalmente le grandi navi, ho visto prima una bandiera qua, e che appunto sono sull'occhio del ciclone, che vorrebbero far passare come questione estetica, solamente estetica, ma non è così,
ancora una volta poi su questo c'è il ricatto, si presenta il ricatto occupazionale, e anche quello non è propriamente così, perché molti degli occupati oltretutto sono precari, e uno studio dimostra come non c'è assolutamente vantaggio per la città da questo passaggio che, ricordo, inquina e corrode rive e monumenti, e in più naturalmente presenta un costante pericolo. In particolare poi, abitando al Lido, ricordo quell'enorme scandalo ancora presente del buco provocato dal nuovo Palazzo del Cinema, un'opera inutile che adesso lo stesso presidente Baratta disconosce, che ha comportato però l'abbattimento di una storica pineta di 130 alberi, ha provocato appunto un costo per la collettività di circa 40 milioni di euro e ha provocato questo grande cratere ancora lì presente. E ha provocato anche, tra l'altro su richiesta dell'ex sindaco Cacciari, il commissariamento generalizzato di tutta l'isola, neanche che il Lido fosse appunto avesse subito un spaventoso terremoto o altro. Commissariamento che ha significato approvazioni senza i normali iter autorizzatorio di grandissimi progetti speculativi, tra cui era previsto anche un porto, il più grande d'Europa, di più di 2000 posti proprio nella spiaggia libera di San Nicolò a ridosso della diga, con costruzione dell'ennesimo albergo, ristorante, eccetera. Adesso questi progetti, che erano legati anche alla faccenda della vendita dell'ex ospedale al mare, sono fermi, scandalosamente da un lato e per fortuna dall'altro, però non del tutto scongiurati. Per cui appunto queste, diciamo in sintesi, più ovviamente un discorso generale che accomuna noi tutti, sono le mie motivazioni. Grazie. Daniela Salvaso. Volevo ricordarvi una cosa: chi ha condotto le indagini che ha portato all'arresto di Baita e che ha scoperchiato il pentolone della Mantovani, ricordiamo che la Mantovani ha fatto l'ospedale all'Angelo, il Passante, il Mose e chi più ne ha più ne metta. E allora il finanziere colonnello Renzo Nisi è stato promosso affinché venga rimosso, probabilmente ha dato fastidio a qualcuno. I vertici della Guardia di Finanza hanno detto: questo indaga troppo, indaga bene, togliamolo e mettiamolo altrove. Abbiamo chiesto un'interrogazione parlamentare da parte dei 5 Stelle, abbiamo contattato un deputato, vediamo quale sarà l'esito, perché è ancora un insabbiare. Josip? Josip di Amico Albero. Io ho intenzione di digiunare per allarmante numero degli alberi, non di Mestre ma nella città vicina di Padova, che mi raccolgo ultimamente, ultimi mesi, che vedo veramente una quantità di alberi tolti, e allora mi veramente indegno per questa situazione. E mi dispiace che non esiste un'associazione che riesce a proteggere questi alberi. La parola a chi vuole? Ancora? Sergio. Sergio voleva allargare il tema un po' alle spese inutili, diciamo, o dannose, dai. Può sembrare un intervento fuori tema, ma credo che la logica sia sempre la stessa. Io sarò con Don Albino Lisacalc il 3 di settembre a Sarajevo. 3 di ottobre a Sarajevo a ricordare un caro amico che non c'è più. Ma la logica militare, che prevede che una enorme quantità di denaro delle nostre tasse vengano ancora oggi impiegate nel riammodernamento, un F-35 nell'arco dei 20 anni la spesa costa 1.000 milioni di euro. 1.000 milioni di euro. L'altro elemento che volevo ricordare, perché ci bombardano quotidianamente, è che la Cina è portata come esempio mondiale per l'aumento del PIL. È il primo paese negli ultimi 10 anni mediamente ad aver aumentato il PIL.
secondo indagini di organismi indipendenti accreditati all'ONU, anche canadesi, il popolo cinese è il più infelice del pianeta. Quindi sembra che ci sia un rapporto inversamente proporzionale tra questo maledetto PIL e la felicità delle persone. Scusami. Paola Margaretto, vuoi intervenire? Vuoi dire i motivi del vostro digiuno, visto con la poca voce che hai? Che venga qua, così la vieni di qua che ti sentono meglio. Mettiti lì. Dico giusto perché mi hai chiamato, ma non era in programma. Sì, ho visto. Allora, io credo che il nostro territorio meriti qualcosa di diverso. Credo che i tempi siano maturi per riportare il nostro paesaggio, sia le cose belle che le cose brutte, ad essere rivalorizzate. Abbiamo bisogno di terreno che sia terreno fertile e non terreno abbandonato, dismesso perché fortemente inquinato. Quindi posso solo condividere la protesta di Don Albino, che si accompagna con quello del movimento della decrescita felice, di bloccare queste opere che oltre a essere inutili sono anche dannose. La decrescita felice sono 3 le persone che digiunano, o sbaglio? Sì, quel circolo di Venezia siamo in 3 a digiunare e domani andremo a Padova, se ce la facciamo, a sostenere la protesta. Altri? Rosanna? Mi pare di fare l'appello, ma no, non è proprio così obbligatorio, basta dire presente. Carolina, non ti vuol dire. Carolina, Banca del Tempo di Venezia. Cioè, digiuno per tutti i motivi per cui digiunano gli altri, e ricordo poi che ci sono continui tagli alla scuola, alle spese sanitarie, e invece i soldi per realizzare opere inutili e distruttive si trovano sempre, perché questo, come sappiamo, dà vita a quel meccanismo clientelare e di malaffare che poi crea che distrugge anche una sana crescita, e inoltre preferirei che ci fosse una crescita più consapevole e più sostenibile e compatibile con gli esseri umani. Questo è il mio motivo. Io volevo parlare a nome di persone che non sono qui ma che sono sempre con noi. Il bypass di Campalto, per chi non lo sa, è una oscena grande opera che stanno per fare e che secondo me si può ancora fermare nel cuore di Mestre, a Campalto. Ci sono stati dei morti sulla Triestina, ma il problema si è risolto perché si sono messi i limiti di velocità, i divieti per i camion, si sono aperte altre strade, addirittura 2, una il Passante e l'altra la nuova Vallenari. Quel posto lì è a posto, ma il cervello si è fermato su 10 anni fa, c'era un progetto e vogliono sfasciare Campalto passando con 4,5 km di strada a un costo pauroso, 5 milioni di euro, 50 milioni di euro, un costo che non appare in tutti i conti che fa il comune. Bene, questo bypass non è voluto dalla popolazione di Campalto, hanno fatto manifestazioni, raccolte di firme, di tutto, ma il comune di Venezia non cambia linea. Su questo ve lo dico perché è la cosa che abbiamo di fronte, che può succedere nei prossimi mesi, e che se una mobilitazione più grossa deve essere sostenuta, perché è veramente una bestemmia sfasciare un comune per l'inutilità di una strada. Questa strada non è più assolutamente utile. Uno dice la fanno perché vogliono fare Tessera City, a me sembra addirittura inutile persino per Tessera City, cioè è una pazzia. Ma perché la fanno? Perché c'è un progettista che deve prendere il 5%, perché c'è una ditta che deve costruirla, perché c'è qualcuno che insomma deve fare. Lui ha fatto una traduzione velocissima della cosa, di questa cosa. Ecco, dobbiamo sapere che troppo spesso le grandi opere sono di questo tipo qua, e la Mantovani ne è quasi sempre, non so se anche in questo caso, quasi sempre una delle ditte che ci sguazzano dentro. L'abbiamo visto, che razza di Verminaio è uscito ma non è ancora arrivato
assolutamente a fondo l'indagine. Altri che vogliono aggiungere, altrimenti noi... No, aggiungiamo il discorso dell'importanza. Fabrizio. Io aggiungo il discorso dell'importanza di Don Albino che sia partito con il digiuno, perché in realtà noi siamo tanti comitati, eravamo 47 comitati legati al parco, ma in realtà siamo legati all'ambiente, siamo legati ai nostri figli e ai nostri nipoti, siamo legati che stiamo facendo col cuore. In realtà va bene, questo che Don Albino ha certificato e lo sta dicendo ogni volta, che i comitati in realtà stanno parlando dal cuore, con il cuore a 360 gradi, al di fuori dei partiti. Ma bisogna che questo lo sappiano, perché tutte le volte vorrebbero insinuare, va bene, invece no, i comitati stanno dando del loro e lo dimostrano con il digiuno, e grazie a Don Albino, perché certifica Don Albino con quella croce che ha anche al petto, va bene, che è dal cuore noi tiriamo fuori la nostra, va bene, e non è mai rabbia, non è mai una lotta, va bene, per fare un qualcosa, va bene, di politico, ma chiediamo solo ambiente e praticamente lavoro anche quello, ma lavoro quello sano, non lavoro che lavorano poche ditte, le solite, va bene, e intanto vediamo che in 30 anni abbiamo chiesto lavoro, abbiamo perso lavoro, ambiente e tra poco i nostri figli andranno anche all'estero. Ritorno a Don Albino, ecco, Don Albino ha dato questa, diciamo, valore aggiunto a tutti noi, perché possiamo lavorare tutti assieme, perché in realtà abbiamo visto che c'è un trade union che ci unisce tutti, alagati, grandi navi e chi ne mette di più. Siamo 47 qui in zona che abbiamo in ogni caso l'ambiente che li accomuna, va bene, i nostri figli e i nostri nipoti che si troveranno il deserto, quello che abbiamo costruito senza mettere il cuore in 30 anni. Va bene. Noi abbiamo organizzato questa riunione proprio qui per dimostrare che non siamo quelli del no, noi siamo per il sì, per l'iniziativa che abbiamo sotto i piedi, cioè far tornare finalmente alla luce di nuovo il fiume, la parte sud del fiume di Mestre. Non è fatta nella maniera migliore possibile, perché potevano fare le rive erbose invece che fare con le piastrelle, però è importante dire che questo è lavoro, ed è lavoro utile, ed è un lavoro soprattutto voluto dalla gente che non aveva capito perché bisognava, per Sua Maestà l'automobile, tombare un fiume di una città, così come questa piazza era diventata una strada invece che essere una piazza, e l'abbiamo fatta ritornare pedonale, ma questo nel 1985. Però noi con le biciclette, non bloccando tutto, non l'amministrazione ci è venuta dietro. Sono delle dimostrazioni che si può migliorare la città, si può puntare a quella che il prosindaco di allora, Zorzetto, chiamava Mestre Bella. È un bel problema Mestre Bella arrivarci, ma per esempio fare pedonale questa piazza e ritornare a vedere il Marzenego, insomma sono piccoli passi verso quella strada lì. Altri? Prego Sergio. L'area più bella di questa città dal punto di vista ambientale e paesaggistico è Forte Marghera, che è tuttora a rischio di privatizzazione. Io invito tutti il 27 ottobre, anniversario della sortita, è una domenica, a partecipare alle iniziative che stiamo predisponendo a partire dalle ore 10. A Forte Marghera. Al Forte ovviamente. Bene, ci lasciamo così senza rancor? Se qua finisce? Se qua finisce. Sì, era un'oretta che dovevamo fare. Roberto, grazie.